Mentre per quanto riguarda i gioielli, cosa si ricorda? È questo che il gioiello, sono cose che io ho già scritto, te l'ho detto, no? Il gioiello della gente del popolo, delle donne, era il sarracavaso, va bene? Sì. Gli orecchini di, come si chiama? Di Corallo? corallo, con montatura in oro, li ha visti poco fa. Gli uomini non se ne parla. E per le donne si ricorda dei gioielli che venivano magari donati in occasioni Ma guarda, particolari? in occasioni, il gioiello te l'ho detto, le signore, faccio una piccola parentesi, per signore io intendo il signore indipendentemente da ciò che può possedere o non possedere. Ma quelle che allora venivano chiamate signore erano le persone altolocate. E allora potevi vedere, già da quando ero bambino, la differenza data da una collana più o meno bella, da un po' di rossetto sulle labbra, ma esibizioni di oro, di gemme, io non le ho conosciute. E diciamo che siccome allora nel nostro paese non usava che una giovane uscisse da sola, io ero l'accompagnatore, io bambinetto, ero l'accompagnatore di mia zia quando usciva a trovare le amiche. Questo è il giorno festivo. Il giorno feriale non esisteva. Cioè il giorno feriale si era in casa a lavorare. Il giorno festivo c'era questa concessione di poter andare a trovare le amiche, a uscire, fare la passeggiata assieme, quindi posso dire di essere vissuto in un ambiente dove se esisteva un tocco di rossetto, una collana indossata, una spilla, io l'ho frequentato, però era sempre una cosa molto 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 modesta, cioè sfoggio di benessere attraverso l'esibizione di questi oggetti io non l'ho conosciuto per niente, e parlo già di quasi 80 anni fa.